Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate la vicenda di Saffo, questa poetessa che nel VII secolo a.C. trasforma la sua isola in un'isola che è centro culturale per tutto il mondo conosciuto dell'epoca. Decine e decine di ragazze vengono inviate da Saffo perché Saffo le possa educare. Educare non soltanto a danzare, non soltanto a far di lana, a far di maglia, non soltanto ai lavori domestici, ma educare a una consapevolezza, a una forza, a una serietà che da nessun'altra parte riuscivano a costruirsi. Ed è così che Saffo dona loro dignità, spiegando loro Omero, raccontando loro la letteratura. Ed è così che Saffo dà loro una capacità di scopo. Queste donne ritornano poi a casa con un desiderio enorme, quello di diventare serve dell'amore che era Afrodite. Afrodite era la dea, una delle dee alla quale era dedicato il Tieso di Saffo. Ma Saffo sarebbe alquanto inefficace se non desse al suo Tieso una forma particolarissima. La forma particolarissima del Tieso di Saffo è quello di essere un Tieso per giovani. Non per donne mature, ma per giovani che stanno crescendo. E Saffo vivrà un po' tutta la vita il tormento della giovinezza. Quando giovane, perché è giovane e vuol capire dove sta andando la sua vita. Quando diventa adulta, perché si interroga su che cosa voglia dire amare, su cosa voglia dire essere moglie, essere madre. E quando poi diventa vecchia, quasi una disperazione. Lei non vuole la vecchiaia, esattamente come Mimnermo, come Teognide, come grandi autori del passato, vive la vecchiaia come una condanna e cita a tal proposito una storia, una storiella che girava all'epoca nel mondo greco molto interessante, quando Aurora, questa creatura leggendaria, questa donna leggendaria, chiede per il proprio amato l'immortalità. Ecco, gli dei concedono all'amato di Aurora l'immortalità, però Aurora si era dimenticata di chiedere qualcosa di molto prezioso per il suo amato, che era l'eterna giovinezza. E quindi il suo amato è immortale, ma diventa sempre più fragile, sempre più debole, sempre più problematico nel suo vivere quotidiano. Questa cosa sconcerta moltissimo Saffo, che accusa la vecchiaia di portare via la forza, la bellezza della giovinezza. È un Tieso per giovani quello di Saffo. Un Tieso per giovani, potremmo dire a questo punto, per giovani che avevano delle domande, per cui la vita non era qualcosa di risolto, per cui la vita non era qualcosa di semplice. Le domande, lo sforzo, l'amore di Saffo, questa forza di Saffo, trasformeranno questo Tieso in un luogo non solo educativo, ma anche significativo per tantissime ragazze. Il mondo greco passa proprio dal Ceo, passa da Saffo, passa da questi autori che trasformano l'educazione, trasformano la poesia in uno strumento mirabile di autocoscienza. Saffo è ancora pronta a regalarci un sacco di sorprese, perché la modalità con cui lei vive con le sue ragazze è molto particolare, ma proprio per questo merita di essere approfondita a parte, sempre qui, sempre a Storie.